Verrà abbattuta Casa Fragapane, vissuta in gioventù da Andrea Camilleri a Porto Empedocle, divenuta sede dell'omonima fondazione, semi-crollata negli anni e parzialmente distrutta durante l'alluvione del 3 novembre scorso. Le lamiere sono già state rimosse e presto entreranno in azione le ruspe per la totale distruzione della casa, cancellando un pezzo di storia e di memoria dello scrittore più amato ed apprezzato degli ultimi anni. La soluzione indicata da Pasquale Patti, professionista voluto dalla famiglia Camilleri, ingegnere e direttore lavori, è quella di abbatterla e raderla al suolo. Tutto questo soprattutto a seguito dell'intimazione ufficiale da parte del comune empedoclino di rendere il più sicuro possibile il luogo ubicato in cima alla via dello sport. Con una relazione tecnica l'ingegnere Patti sottolinea come dal punto di vista strutturale la costruzione non dà nessuna garanzia per il suo mantenimento, anche parziale, per cui l'unica soluzione per garantire la pubblica e privata incolumità è di procedere alla demolizione della stessa. Era il febbraio del 2013 quando il sindaco di Porto Empedocle, Lillo Firetto, mostrò il rendering della casa fondazione dedicata allo scrittore. La casa costruita nel Settecento ed oggi ridotta a un rudere è quella dove visse da bambino Andrea Camilleri, che lui stesso definiva il suo paradiso terrestre. La casa di Andrea Camilleri si trova a Porto Empedocle, che lo scrittore nei suoi libri chiama Vigata, diventata famosa in tutto il mondo a 5 minuti dalla Valle dei Templi, frequentata anche da Pirandello, amico del nonno di Camilleri, ed avrebbe dovuto diventare una casa museo fondazione da parte del comune empedoclino. Ci abitavamo in tanti, grandi e piccini, diceva Andrea Camilleri alcuni anni fa nel corso di una lunga intervista. Ci sono le cantine che sono grandi quando tutta la casa, un unico spazio vuoto come si facevano una volta. Quando ero giovane volevo farci un teatro vero, ma non avevo abbastanza soldi per realizzarlo. Il progetto in futuro dovrà prevedere la realizzazione di un piccolo teatro a piano terra con 5 camerini, una biblioteca, una sala audiovisivi, 2 sale espositive con al centro il pianoforte del nonno utilizzato dallo stesso Pirandello durante le sue frequenti visite. Vogliamo porci una domanda sottile: sarà veramente questa la volontà di Andrea Camilleri?